Qui nella sede di A5 Varese, uno degli sponsor della manifestazione, con Pierpaolo Frattini, direttore generale del comitato organizzatore, Coppa del Mondo Varese, grandissimo evento, grandi numeri. Sì, un altro grande evento. Ieri sono stati pubblicati i numeri ufficiali, oltre 600 atleti, 39 nazionali presenti, sicuramente una bellissima manifestazione, gare di alto livello, non solo il numero dei partecipanti che è alto, ma anche la competitività, perché vedremo in acqua le principali nazionali potenze remiere come ovviamente Italia, Australia, Nuova Zelanda, Cina, Stati Uniti, quindi sarà veramente un bel banco di prova per tutti gli equipaggi in gara e un bello spettacolo per la nostra città e il nostro lago. Una vetrina eccezionale per il canottaggio, ma anche per il territorio. Assolutamente sì, possiamo dire che si posiziona sempre il lago di Varese come uno degli specchi d'acqua più amati a livello internazionale per il canottaggio e un bellissimo biglietto da visita per la nostra città e per il nostro territorio di tanti anche turisti e tifosi che raggiungeranno la nostra città per seguire le gare. Regione Lombardia della Federazione di Canottaggio. Varese indubbiamente è una sede privilegiata per questo sport. Varese ormai da quasi 15 anni è il meglio per quanto riguarda i campi di regata italiani, ma soprattutto europei e mondiali. Siamo riusciti a portare su questo territorio e su questo lago veramente il mondo. Varese offre sempre molte positività e lavora sempre con molta attenzione, cercando di superare quelle che sono le difficoltà che si pongono giorno per giorno, portando sempre e facendo sì che da World Rowing ci sia un grande apprezzamento, e questo è un merito del tutto lo staff del COL, del Comitato Organizzatore Locale di Varese. Ecco, il canottaggio come movimento sta attirando sempre di più giovani appassionati, giovani atleti? Ma, le ultime statistiche, parliamo del 23-24, a livello di Lombardia abbiamo un incremento di circa il 20% degli atleti, soprattutto, e questo ritengo sia una cosa veramente molto positiva, un allargamento di una base al femminile. Veramente tantissime ragazze della provincia di Varese, della Lombardia in generale, si stanno avvicinando al canottaggio, e i risultati ottenuti anche nell'ultimo europeo junior in Polonia sono la dimostrazione che questo lavoro è valido. Quante atlete lombarde sul lotto che ha vinto la medaglia d'oro femminile in Polonia. Con l'assessore comunale Stefano Malerba il grande canottaggio ha delle ricadute sicuramente positive sul territorio. Assolutamente, sì, in termini di numeri, di presenza, di turismo, di far conoscere il nostro splendido territorio ha delle ricadute importantissime. Gli atleti quest'anno tra l'altro sono tantissimi accompagnatori, abbiamo gli alberghi pieni fino a Milano. E poi ha delle ricadute importanti, perché comunque guardare lo sport a questo livello, vivere le giornate di sport a questo livello fa veramente sicuramente bene, ed è una bella promozione per lo sport e per i nostri ragazzi. Lo sport una delle vocazioni di Varese, sì. Sì, assolutamente. Questa è una terra di sport, siamo stati baciati dalla fortuna e bisogna ringraziare il buon Dio, perché ci ha dato un territorio splendido per fare sport outdoor. Sugli impianti ci stiamo lavorando, ne stiamo facendo veramente tanti, abbiamo tanti progetti. Questa è una terra di sport, non solo di grandi eventi, ma di famiglie, di ragazzi che fanno sport quotidianamente tutti i giorni. Con Matteo Barbera, presidente di A5, il vostro marchio si lega allo sport. Con quale messaggio? Innanzitutto con la vicinanza territoriale con cui facciamo tutte le nostre attività, la volontà di stare vicini al territorio, restituire la fiducia che la collettività ci dà tutti i giorni nell'attività di business, e soprattutto un'attenzione a quello che è l'elemento sociale in generale, e quindi in questo caso sportivo, una manifestazione di assoluta importanza e interesse, e volevamo esserci con un sostegno concreto al territorio di riferimento su cui operiamo, che appunto è il comune di Varese.